Tolleranza zero. Il grave episodio accaduto in piazza Mercato Nuovo a Vicenza con il pestaggio di un anziano intervenuto per difendere una ragazza lascia attoniti. Il video, girato da un residente che ha avvisato il 113 e che immortala l'aggressione, ha fatto il giro del web. Residenti e commercianti hanno affidato al sindaco le loro richieste da portare al Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, riunitosi in giornata. Le avevamo già portate in passato, le abbiamo reiterate. Il caso di ieri è un caso gravissimo che abbiamo naturalmente condannato. E se ieri è stato il tempo della solidarietà e della vicinanza alla vittima, oggi è il momento dell'azione. Abbiamo definito tutta una serie di interventi, abbiamo l'intenzione tutti di rafforzare il controllo sulla zona. Non nascondo che comunque gli strumenti per quanto riguarda la polizia locale sono spuntati, però siamo disponibili a controllare in maniera massiccia il territorio con tutti gli strumenti che sono a disposizione oggi. Mercato Nuovo peraltro è già da tempo rientrato nelle attenzioni dei servizi di controllo coordinato del territorio in città e dopo questo episodio diciamo che lo diventerà ulteriormente. Se i controlli vengono rafforzati, non è tollerata però la giustizia fai da te. Chi dovesse porsi in condizioni del genere sappia che comunque stiamo parlando di attività contra legge, ma che verrebbe trattata nello stesso modo in cui poi ci si è comportato nei confronti di quel criminale che ha sferrato quel calcio terribile a questo povero anziano. Ancora una volta importante è stata la collaborazione dei cittadini del controllo di vicinato che ora l'amministrazione, dopo 9 mesi di sperimentazione e 150 segnalazioni, è pronta ad ampliare ad altri quartieri. Stiamo lavorando per portarlo in un'assemblea tra qualche giorno che vedrà l'estensione del controllo di vicinato a Parco Città e alla zona di San Biagio, che è stata oggetto anche quella di presenze di persone, di sbandati. Sicurezza è la parola d'ordine. In attesa che nuovi 10 vigili entrino effettivamente in servizio, l'amministrazione riorganizza il comando della polizia locale in 3 macro aree: amministrativa, comando e soprattutto una dedicata alla sicurezza. Oltre a NOS ci sarà naturalmente tutte le pattuglie antidegrado, il coordinamento delle pattuglie, tutta la parte dell'antidroga, la parte dell'unità cinofila che viene introdotta peraltro, questo è l'altro provvedimento che facciamo, con una modifica del regolamento di polizia, del corpo di polizia, dove introduciamo appunto anche l'unità cinofila. Risposte e azioni alla richiesta di sicurezza di residenti e commercianti anche di piazza Mercato Nuovo.